La corsa alla regione non avverrà con un election day il 25 settembre. Per una volta Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra si trovano d'accordo su qualcosa. Non è opportuno andare a dimissioni anticipate di Musumeci per accorpare le regionali alle politiche. Lo avrebbe detto informalmente anche Giorgia Meloni, invitando Musumeci a evitare le dimissioni, tempi troppo stretti e soprattutto ulteriori tensioni fra i partiti della coalizione nel momento sbagliato. Il no alle dimissioni anticipate del governatore della Sicilia nasce dall'esigenza di Meloni di tenersi le mani libere per le regionali e non dover scambiare la candidatura di Musumeci con altro, ma anche dalla convinzione che le politiche consacreranno Fratelli d'Italia primo partito della coalizione, cosa al momento sancita solo dai sondaggi. Se così sarà, i rapporti di forza saranno cambiati e le scelte nelle 3 regioni calde si faranno alla luce di numeri nuovi. Così il tavolo nazionale di coalizione ieri ha deciso di non affrontare il tema delle elezioni regionali, soprattutto sulla Sicilia, dove resta pendente il tema del mandato bis per Nello Musumeci, su cui insiste la Meloni. Il tema non è stato trattato, ma secondo indiscrezioni si è scelto di accantonarlo perché le tensioni regionali avrebbero rischiato di far saltare i nervi e rendere impossibili le già difficili trattative. Accantonate le regionali, invece, un accordo è stato trovato.